Nell'ambito dei servizi televisivi della nostra emittente effettuati andrà in onda stasera alle ore 21 dopo il telegiornale e domani pomeriggio alle ore 16. Dopo l'appuntamento informativo e replica domenica mattina, una trasmissione speciale dedicata ai quesiti referendari che si terranno il prossimo 12 giugno. L'approfondimento è stato realizzato con un dibattito in studio con gli avvocati agrigentini Rosa Salvargo e Nino Gaziano del Foro di Agrigento, dove sono stati ampiamente spiegati in maniera fluida e scorrevole e chiara i dettagli e le motivazioni dei 5 referendum che ricordiamo essere quelli dell'abrogazione del decreto Severino, della riforma delle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, della valutazione dei magistrati, della separazione delle carriere, fino alle misure cautelari. La trasmissione sarà pubblicata anche sui nostri canali YouTube, onde poter seguirla in maniera precisa e condividerla anche con altri. Il nostro invito e quelli degli avvocati Gaziano e Salvago è stato quello principalmente anche di andare a votare e poter esprimere liberamente la volontà su quanto meglio indicato dai quesiti referendari, perché ricordiamo che il referendum sarà valido se si raggiungerà il 50+1% degli aventi diritto al voto, in caso contrario tutto sarà stato inutile. Il quesito referendario con il sì vuole evitare che un cittadino possa soffrire in via anticipata di una pena che non gli spetta secondo il dettato costituzionale, cioè l'articolo 27 della Costituzione. Se si è presunti non colpevoli fino a sentenza definitiva, è chiaro che la custodia cautelare deve essere limitata proprio a casi residuali, estremi, così come recita la norma tra l'altro, in maniera tale da evitare intanto quello che si chiama la ingiusta detenzione del cittadino, e quindi poi non lamentiamoci se si pagano fior di milioni. La custodia cautelare è diventata un'anticipazione della pena. Noi sappiamo che in certi casi è necessario e indispensabile, ma sono veramente casi limite. Il problema è essere privati delle proprie libertà personale con un giudizio così sommario che poi porta, come diceva l'avvocato Gaziano, il 50% allo stesso soggetto che è stato privato delle libertà personali ad essere assolto. Il rimedio è questo, e allora come si fa a garantire l'ordine pubblico, come si fa ad evitare l'allarme sociale? Ma l'unica cosa necessaria per la quale dovremmo batterci tutti è la velocizzazione del processo, è la necessità che i processi si svolgano nel minor tempo possibile e con la maggiore efficienza possibile, non è penalizzando il cittadino che si riesce ad ottenere una maggiore pace sociale. La pace sociale si ottiene facendo delle norme chiare, dei processi rapidi e dei processi giusti. Solo in questo modo noi, in una società che oggettivamente è barbarita, possiamo sperare di poter raddrizzare un po' questo problema della giustizia, che è un problema poco sentito ma molto serio.